Trame sonore è atteso, è ricercato ormai da tutti, è un momento in cui i musicisti si ricaricano, il momento in cui noi abbattiamo i confini dei ruoli fra essere musicisti, essere ascoltatori e essere operatori. A Trame sonore arrivano tutti per un grande inno corale per dire quanto questa musica non sia assolutamente obsoleta, anzi è moderna, attuale, necessaria. Riportare la musica da camera alla sua naturale situazione, e sono i salotti. Quest'anno ci sarà un grande percorso di house music in salotti privati e in cortili segreti di una Mantova sconosciuta e che noi invitiamo a visitare anche attraverso la magia del suono. E quest'anno ci sarà anche l'anno del Festival Rings, l'anno nel quale 5 festival internazionali porteranno le loro eccellenze a Mantova, si confronteranno, porteranno la loro filosofia musicale, artistica, operativa, e sarà un momento ancora per affermare quanto Trame sonore e Mantova diventa e torna ad essere il laboratorio delle idee. Tutto quello che c'è in questa città e favorisce questo clima, queste iniziative, queste situazioni magiche, questa magia, direi. Uno dei focus più importanti quest'anno della sesta edizione è la celebrazione dei 300 anni dell'arrivo del Prete Rosso di Antonio Vivaldi a Mantova. Arrivò nel 1718, ebbe una produzione importantissima nella città di Mantova e Trame sonore vuole festeggiare virtualmente naturalmente il suo arrivo con una selezione dell'opera del Teuzione ed un focus molto articolato di sue composizioni tipicamente mantovane. Vivaldi è un linguaggio che sicuramente sveglia un po' tutto, perché ha una forma musicale diciamo semplice, al tempo stesso c'ha molto ritmo, c'ha i nervi scoperti e ti fa suonare, ti fa danzare, ti può eccitare, è pericolosamente forte. E quindi questo ovviamente diventa contagioso, è come vivere dentro un meccanismo emotivo. E allora secondo me i giovani poi, una volta che sono attratti da questo fenomeno, da questa musica, secondo me io credo funzioni, è un percorso un po' più lento ma funziona, qui a Mantova mi pare funzioni.